Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, dopo l'impresa di Mick e dopo insomma la delusione del Cume si va in Belgio, prima ci sarà una pausa, attività. Allora, destrezza. Ok, motopropulsore. Allora, ricerca e sviluppo. Ok. Non ci sono soldi, pochi soldi abbiamo fatto, eh. Non possiamo sviluppare niente, eh. Vabbè. Allora, qua ci rimettiamo per le prove libere. Così ci ricordiamo. Ok. Strutture. La destrezza e i riflessi. Ok. Adesso noi ci sviluppiamo per prima cosa tutta la parte del secondo pilota che abbiamo visto che ci ha portato un secondo posto devastante. Meno male. Qua peccato veramente. Grande Mick. 21-18 i rivali. Peccato che con la pioggia avevo recuperato, però, eh. Buono. Vai all'intervista. Belgio, gara molto molto favorevole, punto a far tanti punti qua, scusate il gioco di parole. Grazie per l'invito al tuo quartier generale. Discutiamo della prestazione del team durante la stagione. Il vostro secondo pilota sembra che stia migliorando sempre di più. Sì. Quanto pensi si stia impegnando? Sì. Il vostro team sta facendo punti a catena. Pensate che riuscirete a competere contro i principali team in futuro? Ehm... non ci vuole insomma. Parlando di priorità nel tuo team, preferiresti dire che la tua carriera da pilota viene prima? Sì. Ma non preoccuparti, Mick. Come sempre, ti ringrazio per il tempo che mi hai concesso. Boh. Ok. Quindi avanziamo il tempo. Va bene. Pistoni sono arrivati. Ricerca e sviluppo. Paraperotto, va, incredibile, incredibile. Credo dovremmo selezionare Qua qualcosa siamo del genere. penultimi. No, aspetta. Qua siamo terzultimi. E qua siamo primi addirittura. Era il Come telaio è il dici di più? problema. Vai. Sviluppiamo il telaio, perfetto, perché siamo messi veramente male a livello di telaio, eh. Buono, il resto ci siamo, mi sembra. Buono raga, ci becchiamo dopo le qualifying session del Gran Premio del Belgio. È il Belgio il protagonista del Gran Premio di Formula 1 di quest'oggi. Qui il grande Ayrton Senna vinse 6 volte e nel 2019 Charles Leclerc ottenne la sua prima vittoria in Formula 1. L'ultima volta accade a Michael Schumacher nel 1992. Oggi siamo a Spa-Francorchamps, su un circuito che si sviluppa su circa 7 km e una quantità incredibile di dislivelli. Le curve sono 19, 9 a destra e le restanti 10 a sinistra. È un tracciato fantastico per chi ama l'adrenalina pura, perché la velocità media sul giro supera i 233 km/h.
Al mio fianco per commentare la gara di oggi c'è il grande Luca Filippi. Ok, 2 parole sulla McLaren. Cosa pensi della loro prestazione in questa stagione? Beh, l'atmosfera che si respira in quel team è molto positiva per il momento. Il morale di tutti è alto e si divertono molto. Questi fattori hanno contribuito molto alle prestazioni che abbiamo visto. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. Lewis Hamilton parte dalla pole position e in seconda posizione c'è Charles Leclerc. E ora vediamo il resto della griglia. Bottas, Vettel, Max Verstappen e Ocon. Ricciardo, l'uomo della pioggia. Boom! Bella raga, ciao il comandante veneziano, 8° posto in Belgio. E qua possiamo fare tanti punti anche perché è una gara molto favorevole. Mick Schumacher 16°, alla fine siamo arrivati noni, però la squalifica di Albon, la penalità ci ha aiutato. Anche Sainz, ultimo. Va bene raga, siamo pronti. È previsto, mi sembra, sole pieno. Ok, sì. Ci siamo, conto su di te, non deludermi. Vabbè, la strategia ci sta. Dai, qua bisogna fare punti, qua bisogna fare molti e molti punti. Ok raga, rock and roll. E si parte, Gran Premio Duvel, mamma mia. Buona partenza, però stiamo attenti, questa è una curva fastidiosa, il Belgio è famoso per partenze con uccisioni. Ok, mamma quanto ho rischiato, alla fine siamo rimasti ottavi. Ottavi, dai. Accontentiamoci. Ottava piazza. Non abbiamo né perso e né guadagnato. Lo vedo molta bagarre davanti. Comunque sappiamo che avevamo capito che la carriera comendiana in questa stagione è altamente devastante. Nel primo giro siamo ancora nella stessa posizione, cerca di avanzare. Cerca, vai, vieni. Concentrato. Vieni te a guidare, no? Porca puttana, madonna, che fastidio, sti obesoidi. Maledetto. Sembra facile, no? 20 ore da guidare, no? Dopo c'è Monza, raga. Mamma mia, Partenza alla fine difficilotta, nel senso comunque siamo qua, siamo comunque contro super piloti, contro scuderie fortissime, è normale. Non possiamo primo anno dominare, abbiamo fatto quel secondo posto proprio a culo in Austria, ma veramente è successo il super finimondo. Come primo anno va bene così. Mamma mia, presa malissimo l'ultima curva, l'ultima chicane presa come un cioccolataio. Peccato per l'Ungheria perché ce l'avevamo fatta, però dopo la pioggia ci stava regalando comunque la rimonta, ma la penalità e tutto ci ha distrutto. Però Mick ci ha regalato un podio altamente bestiale. Attenzione, Perez ci prova. Ma chiude la porta il Cume. Il Cume chiude la porta e crea un portone, ma attenzione ancora a Perez, non so quanto riusciremo a tenerlo dietro, Esternazzo di una purezza disarmante. Ok, ma adesso si soffre. Pensavo in un qualcosa di meglio, in questi primi giri. Oggi bisogna andare a punti però, Questa è l'unica cosa certa della giornata. Se no so cazzi amarissimi, tra i più amari. Scusa? No, perché sta roba? Che brutto. Cioè, perché c'ho l'avviso così? Ma che roba è? Boh. Piccoli bug crescono.
Ricordiamo che finora abbiamo 3 ritiri Da questo giro stagionali. bisogna Problemi vedere- per la Comenda GP, ci hanno superato addirittura in 4. Adesso abbiamo Mick Schumacher. Guarda, Mick mi colpisce, grazie Mick. Ho problemi, avvicinando alla non finestra capisco il del perché. pit stop. Monteremo gomme dure. No, qua vado dritto, mamma mia. Come calma, come calma. Infatti sto facendo disastri. Ma la macchina mi ha perso potenza. Questo è un bel sorpasso allo Rouge, ma problemi importanti per Veneziano. Ho perso 4 posizioni in mezzo giro. Da ottavo a 12esimo, se siamo 11esimi, fuori dalla zona point. Benissimo. La sosta è prevista tra il sesto e l'ottavo. Va bene. Bandiera gialla. Yellow flag, una Mercedes. Molta attenzione. No, ancora Gigi Rido. In pista. Non puoi sorpassare finché la situazione non torna alla normalità. Attenti Bottas. alle bandiere verdi. Alcune Incredibile. informazioni su Bottas. È fuori dalla gara. Attenzione, è entrata in pista la safety car. Incredibile. Mantieni il tempo dentro Incredibile, il positivo, incredibile. penalità. Rallenta. Vabbè, intanto esce ancora la safety car, che è pazzesco. Errore comendiano, zio porco. Gara buttata. Ma guarda che roba, oh, ma che cazzo mi prende? Ma la macchina mi è crollata. Ma in Belgio, che è una gara iper favorevole. Adesso dovrò anche aspettarmi Mick che va prima di me. Safety car ancora. Ormai abbiamo capito. Grazie. Ho comunque problemi, raga, La macchina non mi risponde. Problemi importanti per Veneziano. Dai, fate veloci, devo cambiare anche la lettore. Sì, sarò ultimissimo. Vacci piano, l'auto non può sopportare altri danni del genere. Di tutto, di tutto. Fuori, esci ora. Crisi. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Crisi nera per il talentissimo. Crisi nerissima, sono scioccato. Durante la safety car, cioè quando Bottas ha rotto il motore, io ho rotto la lettore. Rompe tutto in regime di safety car, altro ritiro. Incredibile. Incredibile, veramente lo spettacolo che vuole Liberty Media. No! Cedi la posizione. Vai. Siamo in regime di safety Mamma car, non sono mia. consentiti i sorpassi. Restituisci Fuori anche Lando. Qualcuno va in box adesso. Mamma mia, it's incredible come, it's incredible. Mick ha messo le soft, boh. Strategia un po' bizzarra mi pare di Mick. Vedremo. Errore brutto del Cume, però su una gara che amo fare un errore così non mi piace. Ancora, madonna, ma oggi la macchina non la sento mia però, batteria è carica. Usa il pulsante sorpasso. Quindi Oggi ho veramente problemi compagno avanti a te di tenuta, di velocità, le ho tutte oggi. 2,0 secondi. Oggi una Comenda GP veramente in difficoltà. Problemi importanti per il talentissimo. Vediamo perché per esempio Magnussen c'ha le soft. C'è un po' di casino adesso con le gomme. Siamo in difficoltà perché la macchina a livello di motore non la sento bene e neanche di tenuta di strada. Quindi un pacchetto aerodinamico
non positivo per il momento qui in Belgio. Niente, non vedi che rischio continuamente di andare di ammazzarmi o muri o robe. Se vado avanti così mi ritiro oggi, Cioè, veramente faccio l'incidentone. Passi indietro per la commenda GP, ma vabbè, la prima stagione ci sta un po', però. Guarda, guarda, va. Non ho feeling, non c'è feeling tra la commenda GP e Veneziano oggi. Oh no, proprio fiori. Ma cioè, ragazzi, ma siamo in Belgio. Una delle gare iper favorevoli. Stiamo guidando malissimo. Qua c'è molta bagarre, vedo che Mick sta lottando anche, bravo Mick. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Beh, questo ce lo pappiamo. Beh, abbiamo un internazzo troppo ghiotto, che non è Luca. Lui è soft, ma noi siamo più veloci, dai, non per i maroni. Abbiamo Sainz Junior. Dai, spingi il catorcio infernale. Guarda, belle lotte comunque. Mick sta cercando di lottare con la Tifi. Vorrei magari il sorpassetto facile. Mamma mia, che fatica. Ma proprio faccio fatica a fare le curve, cioè, la cosa è abbastanza oggettiva. Qua andiamo lunghi. Non ci siamo. Ok, via libera. Virtual safety car in uso. Virtual safety, Russell fuori. Il delta. Virtual safety car in uso. Riduci la velocità. Il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Comunque noi faremo la gara così, Noi non ci fermiamo più ai box, se no. Virtual safety car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Ok. Vabbè, noi siamo sempre in regime in qualche modo. Ok, box Latifi. Ok, distanza dal compagno di scuderia. 2,0. Gara a eliminazione oggi, qui a Spa. Sainz alle hard, quindi possiamo superarlo. Dai Kuma. Dai Kuma. Non ci fa paura la McLaren. Dai. Bum 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 bum. Qua forse esagero. No. È mia. P16. Buon sorpasso questo. Finalmente qualcosa di utile per il Cube. C'è Mick contro il Grosjean. Vedo un Mick arrembante però. Mi sembra comunque un Mick che c'è dopo il podio. È chiaro che era stato un caso, salvo, c'è stata una gara incredibile in Ungheria. Però comunque vedo un Mick propositivo, insomma. E io adoro il Mick propositivo. Mick, ricordati che ti ho fatto passare in Ungheria però, Niente, proprio, cioè, ho dei... Ma sì, vabbè, ciao. Amano il mio culo, si vede, chissà. Fortuna nessun danno. Però oggi fatica veramente importante, Non capisco il perché questa involuzione. Vai Mick, vai Mick. Non c'è da dire nessun ritiro per il mio compagno di squadra, né Ghiotto e né Mick. Adesso mi sono portato la sfiga e ci ritireremo, però. Oh, vanno in box in miliardo. Vanno in box in 50.
11esimi. Tanti non sono andati ai box in regime, dai. Oh, Mick. Mick, per cortesia, Adesso ce lo pappiamo, Mick. Mick è roba nostra. Vada Mick, Mick è corretto. Vada Mick. Correttezza micaniana. Mi dà l'esterno in realtà lo stronzo. Però ce la pigliamo. E teniamo in zona punti. No, vabbè, ma non possiamo guidare così. È illegale in 50 stati far schifo così. In una gara iper favorevole poi. Il problema è che non posso neanche andare ai box. Cioè è chiaro che devo fare una strategia così. Se facciamo un po' standard facciamo respirare il motore. Ma problemi che dovremmo discuterli a Venezia. Perché la sede legale comunque è a Venezia. Anche se poi operiamo in terraferma per motivi logistici. E capire perché la macchina non tiene. Cioè non la tengo, Fiore, non la tengo, cioè ve lo giuro. Non so, assetto sbagliato mi viene da dire, ma non credo, cioè. Non è che ho usato assetti da fenomeno, cioè. Boh, semplicemente come la GP mestruata oggi. Discutibile degli avversari, soprattutto nel regime di safety car che tanti hanno messo le soft, non capisco il perché. E siamo sesti, quindi stiamo portando via tanti punti un po' rubati, però sono sincero, perché non è una gran gara per noi oggi, come ritmo. Ho sfruttato il safety car iniziale. Sta aiutando molto il safety car, che devo dire quest'anno, ripeto, Liberty Media vuole regalarci spettacolo, quindi hanno detto meno virtual e più safety, o safety, sempre voi la scelta, perché con c'è più spettacolo, si è visto. Praticamente una a gara. Noi stiamo completando la gara tranquilli, bene o male Ricciardo in realtà sta recuperando 5 decimi a giro. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. Non dobbiamo mollare perché Ricciardo le medie può arrivare quando vuole. Nel corpo a corpo prendiamo le bombe. 2 giri e mezzo alla fine. Ok. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Due Ricciardo ci sta pigliando. Anche perché le gomme sono abbastanza andate. Mamma mia, sì. Mamma mia. Siamo in difficoltà, raga, siamo in difficoltà. Il distacco dalla vettura che ti precede è 12,9 secondi. Siamo in difficoltà. È vero che la mia strategia ci ha portato al 6º posto, ma a che prezzo però? Gomme andate, macchina un po' così, cume un po' così. Cerchiamo di rubarla. Devo dare tutto adesso. Ricciardo vorrà il sorpasso e al 90% lo può anche ottenere. Ecco Rich. Ecco Rich. E Rich ci ha preso. E ci ha anche superato. Adesso veramente non la tengo più. Meno male che Ocon è a 4 secondi. Perdiamo one position. Ok. Mamma mia, no, Fio, mamma mia. Cerchiamo di arrivare settimi, questo è l'obiettivo. Non capisco sti problemi, sinceramente, però. Adesso per carità, la gomma è finita. Però fin dall'inizio ho riscontrato una macchina non al top.
Senza la safety car arrivavamo fuori dai punti, con l'errore. Senza l'errore non lo so, magari noni, decimi forse. Però se siamo settimi così in difficoltà... Sei all'ultimo giro. Ma mi sta arrivando anche Ocon. Gomme finite, cume finito. Cumenda GP stanca, vediamo i componenti. Beh, insomma, non sono neanche messi male in realtà. Abbiamo carburante a sufficienza per soli 2 giri. 2 laps quindi. 2 laps. Laps remaining in un inglese che ormai è di come lingua. Detta così sembra una cosa porno. Stiamo arrivando proprio a pezzi. Ricordiamo che c'è Monza, che ci sarà una bella livrea personalizzata. Vince Gigi che sta recuperando. Nel senso, il mondiale è tornato nelle mani di Gigi Hamilton o Gigi Hamilton. Il mitico Gigi Hamilton, fioi. Non me lo ricordo, Gigi Hamilton. Bene, dai, chiudiamo settimi alla fine, qualche punto importante. Gara difficilissima. La safety car e la strategia ci salvano, ma macchina in condizioni pietose. Arriviamo a Monza molto malconci. Ok. Ok, prendi la gomma e... Oh, Takemo. Vabbè, la porta. Noni. Scusa? Una... Scusate? La Mercedes torna a fare festa dopo uno straordinario weekend di gara. Il No, podio scusate, è sono sempre scioccato. una grande emozione. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla 5 classifica secondi piloti. di penalità anche a Verstappen. Sperava in qualcosa di meglio, ma il campionato ora si prospetta più interessante. Shock per Veneziano, non me ne sono... Cioè, ma Chi è a perché? tuo parere il pilota del giorno? Alexander Albon. Non ho parole, ragazzi. Albon da Senza 14esimo pensarci quarto, nemmeno, complimenti. ha tirato fuori la prestazione della vita, che non potrà Ma che come cimentare penalizzato, ulteriormente bisogna la sua capire, andrò a fare reputazione. ricorso, Ora cazzo. vediamo la classifica costruttori. La scuderia in testa conserva la prima Ah, posizione, forse quando ho fatto ma l'incidente i rivali magari. guadagnano terreno. Sono E entrato la in pista prestazione magari della Racing Point in maniera dopo questo aggressiva. weekend migliora Non ho la parole. posizione Ho in visto il classifica. replay, potrebbe forse essere là, diciamo, se però ci sarà un ricorso alla FIA. Perché non so che dire, Fio. Cioè, mi sono preso 5 secondi, neanche 3. Ti mancava aderenza o hai valutato male? Sì, macchina ha molti problemi, lo so. Era una calamita per idioti. E niente, raga, sotto il comandone veneziano mi dispiace perché Spa poteva essere la gara favorevole per portare a casa molti più punti, ma in realtà un settimo posto che è diventato un nono causa penalità. Ok, qua ho vinto. Dovrei aver vinto la rivalità. Saliamo a livello 8. Ci prendiamo anche un po' di punticini. Parecchi danni purtroppo. Ma va bene, raga, tutto regolare. Che beffa. Oh. Che beffa atroce. Ok, vabbè, ci becchiamo a Monza. Alcune cose stanno per scadere, adesso faremo un po' di cambiamenti e niente, ci becchiamo al prossimo GP. Sono un po' dispiaciuto perché per questa penalità non me l'aspettavo. Ciao!